Sì, mi ricollego a quello di prima, in realtà lancio un sasso perché l'argomento è troppo ampio. Molto spesso non si ha memoria storica, però mi ricollego a ciò che diceva prima Gottardo, ovvero sia se questa immigrazione si vuole fermare si ferma. Prova ne è il periodo in cui c'è stato l'incontro qui in Italia dei sette. Allora, i sassi sono questi. Primo, i migranti fanno un giro dell'oca incredibile per arrivare nelle coste italiane. Ok, in realtà non alle coste perché basta fare 22 miglia e poi ci sono le navi che li prendono. Quando in realtà ci sono molti paesi islamici a portata di piedi che potrebbero teoricamente accoglierli, paesi anche ricchi, tra virgolette. Ma la domanda si pone spontanea, perché non vanno lì? Stessa religione, stessa cultura, perché se sono profughi, cioè scappano da guerre, non vanno da coloro i quali effettivamente potrebbero teoricamente accoglierli? Primo sasso. Secondo sasso, che è il più cattivo. Ora, se si vuole l'immigrazione si ferma, ma non si vuole fermare. Buzzi, se non ricordo male, diceva, Buzzi è quello che è stato arrestato per lo scandalo della Mafia Capitale, diceva in un'intervista, più o meno un'intervista, in un'intercettazione che gli hanno fatto, che l'immigrazione porta più denari che la droga. Allora, a questo punto bisogna vedere a chi porta denari, la filiera della distribuzione economica di questo business, bisogna capire dove parte e dove arriva, perché se si riuscisse a fare veramente una disanima, veramente una disanima di quello che è il business, forse si riuscirebbe a capire, anche se per puro caso, da qualche parte, politicamente parlando, questo business trova degli sfoci interessanti. Poi ricordiamoci di un altro elemento, e questa è dietrologia, complottismo, eccetera, eccetera. Non tutti apprezzeranno ciò che sto per dire, ma esiste, ed è conclamato, un cosiddetto piano Kalergi. Per chi non sa di cosa si tratta, vada su Google, cerchi il piano Kalergi e capisce. Si tratta sostanzialmente di uso una parola bruttissima, imbarbarimento della cultura occidentale, perché è più facile, secondo questa teoria, o secondo questo piano, tenere sottomesse le masse quando la cultura si abbassa. Sotto l'aspetto culturale è certo che la cultura in Europa si stia abbassando, non soltanto in Italia, da tutto, da quella che è la riforma della scuola, che sicuramente non è certo premiante per la cultura, da quelle che sono tantissime altre situazioni, tipo anche certi tipi di televisioni, che sono le televisioni di massa, che abbassano sicuramente i livelli culturali. E questo processo, che è implicito nel piano Kalergi, ribadisco, è dietrologia e complottismo, comunque se lo si guarda bene da tutti i punti di vista, rientra esattamente nell'attualità odierna. Allora, il problema di base è che c'è una volontà esplicita o meno esplicita nel fare in modo che ci sia un abbattimento di quello che è la fascia culturale della popolazione, perché così è più facile gestirla. Allora, fermare tutto si può, basta volerlo. Il problema è che non si può, come dicevamo prima, farlo con i gessetti, non si può farlo con le fiaccolate, non si può farlo così, ma non si può neanche andare a sparare contro chi, perché effettivamente ci sono molte persone di fede musulmana che onestamente, perché sparargli contro? Il problema è proprio questo, cioè o si blocca tutto alla fonte per non avere il problema, oppure purtroppo è una deriva ineludibile.